fratello vai a dire cose a cui tieni, a cui tu tiene, mentre piano poi quando capita che la bambina più grande va dovete fare cose la figlia che secondo me. Allora, non lo farai. Carlo, sai benissimo. Carlo, abbiamo visto quando ci facevamo bambini, si trattava male. Adesso alla la mamma ha pagato la maestra, c'è anche il questo. Adesso quella cosa va per gioco e non fa male. Quindi lasciagliela, non gliela fare. Hai capito? San Marco! Sanca, Sanca! Grazie per l'altra bandiera. Grazie. San Marco! San Marco! Seconda guerra! Incercabile prima! Vai osso a posto!
Buongiorno a tutti. Allora, grazie all'amministrazione, cari amici di associazioni venete presenti, grazie a tutti di essere qui presenti in questa giornata così importante. Grazie in primis a Fra Giuseppe che ci ha accolti con grande disponibilità nel Pantheon dei Veneti per ricordare una data che solo nominarla dovrebbe mettere i brividi e far chinare il capo ad ogni veneto e ancora di più ad ogni cristiano. Grazie all'amministrazione comunale che ci ha concesso l'uso del campo e del pino e grazie agli amici del gruppo Viva San Marco Venezia Capital. Io sarò brevissima per lasciare la parola a chi oggi potrà dare un punto di vista storico nel ricordare nel mio modo la figura del nobilomo Marcantonio Bragadin. Mi sia concesso solo di ricordare come oggi, 451 anni fa, moriva nel peggiore dei modi il più grande eroe veneto. Abbiamo voluto celebrare fortemente in questa data, non importa se nel mezzo della settimana. L'abbiamo voluta perché auspichiamo che il 17 agosto diventi la data, un numero indelebile nella mente di ogni veneto. E non importa dove ogni veneto oggi si trovi, se in vacanza, al lavoro, in piazza o come noi qui in campo. Oggi, il 17 agosto, ogni figlio di questa terra dovrebbe fermarsi e ricordare questo immane sacrificio. Non ce ne vorrà San Giacinto Martire, oggi santo del giorno a calendario, ma in Venezia oggi si celebra Marcantonio Bragadin Martire. Concludo auspicando che il suo massimo sacrificio non sia stato invano ed il suo insegnamento ci sia sempre di esempio quotidiano, sia nella fede che nell'affrontare le difficoltà che la vita ci impone. Purtroppo le nostre piccolezze di esseri umani, in particolare l'invidia e la superbia, ci guidano verso una strada che spesso ci allontana da questo insegnamento. Spiace vedere come molti di noi spesso hanno un approccio verso queste celebrazioni di tipo personalistico, rivendicandone addirittura fantasiose quanto bizzarre primogeniture, dimenticando altresì che l'unica primogenitura di questo dramma che oggi ricordiamo si svolse 451 anni fa nella piazza di Famagosta in quel maledetto 17 agosto. Queste sono solo piccolezze umane, piccole debolezze di un essere umano che non riesce a accostarsi all'evento con spirito, con la forza che tale evento invece richiede, perché è vero, non è facile accostarsi al Bragadin ed esserne degni anche solo di citarne il nome. Onori a voi, nobilomo Marcantonio Bragadin, che anche se la storia verrà consegnata martorià in corpo, noi vi ricepiamo in spirito e con la vostra forza sigheremo ancora una volta, con voi, questa terra, questa città. Viva San Marco! Viva San Marco!